fatta la scuola magari non sapete bene che cosa fare, quale sarà il vostro futuro. Lavorerò sotto lo Stato, sarò un imprenditore, farò qualcosa del mio, sarò un tecnico. Ecco, tutte queste domande, è vero che è prematuro in questo momento per voi analizzarle, però dovete incominciare a pensare al futuro, anche quando studiate. E forse uno dei problemi che l'Italia ha è che tramanda questo problema quando avete finito la scuola. Oggi, sapete benissimo, è un momento difficile. Voi lo vedete in televisione, a casa, sentite i vostri genitori, i vostri fratelli, qualcuno lavora e sembra quasi che il mondo sia una rivoluzione. Non si sa bene quale sarà l'economia del domani. Una cosa è certa, che nella storia non si può tornare indietro. E tutto quello che voi vedete che ha congestionato il mondo, l'Europa, gli Stati Uniti, l'America, sarà ancora più forte. E un domani, nel prossimo domani, non conteranno le braccia, ma conterà il cervello. E questa è l'azione. E tutto quello che noi dobbiamo oggi pensare per investire nel futuro è di investire nella cultura e nel nostro cervello. Vedete, qui, soprattutto in questa area qui, c'è un momento di crisi. Perché? Perché molti imprenditori, molte aziende sono in ritardo rispetto a questo concetto. Oggi nel mercato, qualsiasi cosa voi facciate, voi avete visto due ottime aziende, ma voi potete fare lavatrici, zappe, pompe, devono essere innovative. Non potete voi oggi proporre qualcosa sul mercato che già esiste, perché il mercato è full, sia a livello basso, del prezzo, medio ed alto. E quindi la creatività, che è il famoso DNA che noi italiani abbiamo, dobbiamo tirarla fuori. Però non basta creare, signori, bisogna sapere gestire le idee. E qui è un concetto fondamentale. L'Italia, se voi, questa è una sala moderna, ma se voi andate a Treviso, piuttosto che Venezia, a Roma, siete incantati dalle opere che i nostri avi hanno fatto. Quelli sono nostri parenti. E noi abbiamo ereditato da loro, attraverso i secoli, nel nostro DNA, la capacità di creare. E molti stranieri ci chiedono: ma perché voi, che siete così ricchi di fantasia, lo dimostrate nella cucina, nella moda, nell'arte, non sapete fare delle vostre idee business? E questo è un fatto culturale. E Geox è un esempio concreto, non tanto di aver inventato la scarpa che respira, ma di aver saputo gestire questa idea.